Patenti a punti per le imprese, l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro, l'eliminazione degli appalti a cascata sono le principali richieste presentate al prefetto di Treviso dai rappresentanti di CGIL, UIL, comparto edilizia e metalmeccanici. Dopo la strage di Firenze, anche in Veneto la voce si fa grossa. 21 febbraio, sciopero generale degli edili e dei metalmeccanici. Il Veneto è la seconda regione d'Italia per infortuni sul lavoro, 69.643 quelli denunciati nel 2023, con 101 vittime. In tutte le città venete presidi e mobilitazione, con l'unico obiettivo che non sia solo un grido d'allarme, ma l'avvio di interventi concreti. Rispetto al tema della patente a punti, dove pensiamo vadano privilegiate le aziende che sono in regola, che sono serie e che non commettono infrazioni, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e dall'altra parte l'inversione di tendenza rispetto a quanto sta succedendo sugli appalti, rimettendo al centro la responsabilità in solido da parte delle stazioni appaltanti e ponendo un termine serio e non all'infinito sulla attribuzione degli appalti, ovvero sia eliminando gli appalti a cascata. Servono molti più controlli soprattutto qualificati, perché il rischio è che oltre a non avere dei funzionari, degli ispettori che girano nei luoghi di lavoro perché non ci sono o sono pochi rispetto ai tanti luoghi di lavoro, non abbiano neanche le competenze specifiche per effettivamente incidere e dare prime indicazioni e dopo anche sanzioni rispetto a situazioni di anomalia nei luoghi di lavoro. Il senso dell'incontro oggi in prefettura è che noi ci siamo, questo è il vero senso, perché se qualcuno pensa che il sindacato nel suo complesso si isoli rispetto a un problema che c'è, ha capito male. Noi siamo presenti e continueremo a seguire tutte le strade possibili ed immaginabili, perché noi gli infortuni, la sicurezza sul lavoro è diventata prioritaria rispetto alle esigenze di questo paese e di questa provincia. La sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere un tema legato al cordoglio che viene in qualche maniera espresso giustamente anche dopo l'incidente, ma deve essere un tema che è un tema di aumento, uno scatto culturale rispetto a quanto sta succedendo finora, e anche qua noi pensiamo che le aziende, i datori di lavoro e anche le loro associazioni debbano essere un po' più attente rispetto a questa questione.